Questa è una polemica inutile, pretestuosa, offensiva, ma non nei miei riguardi. Di solito quelli che mi attaccano lo fanno perché mi odiano proprio, io non ho mai odiato nessuno. La lettera alle scuole inviata il 26 gennaio che rievoca la battaglia di Nikolajevka per celebrare gli alpini nella loro giornata istituita nella scorsa legislatura. L'invito a promuovere la conoscenza e la riflessione tra i ragazzi su che cosa fu la campagna di Russia e quell'avverbio, purtroppo, accostato al movimento dell'esercito russo che stava ormai accerchiando quello italiano, ha scatenato una nuova polemica sull'assessore Elena Donazzan. Il segretario del PD, Andrea Martella, ha chiesto l'intervento immediato del Ministero dell'Istruzione per stigmatizzare, dice la circolare, che piega, si legge, la battaglia degli alpini ad una sorta di esaltazione del regime fascista. Non si è fatta attendere la risposta di Donazzan, che ha chiarito così quel passaggio della circolare. C'è una legge dello Stato, una legge nuova, votata anche dal PD, all'unanimità, che istituisce il 26 di gennaio come giornata della memoria del sacrificio degli alpini e si fa riferimento alla battaglia di Nikolajevka. Solo la malafede, ma veramente l'offesa nei confronti di quei caduti, di quei morti, può far leggere una lettera che richiama il rispetto di una norma come quella che ho scritto io in questo modo. Quel purtroppo, cari signori, va letto in buona fede, non in malafede, ed è legato proprio al sacrificio degli alpini. La vicenda però è destinata ad andare avanti con il segretario del PD Veneto, che ha promesso che la prossima settimana in Parlamento e in Consiglio regionale sarà presentata un'interrogazione.